È la partita d'esordio tra le mura amiche del nuovo tecnico del Calcio Padova femminile Adriano Ozzilio, che 2 settimane fa ha sostituito il dimissionario Michele Mafficini ed ha esordito con il botto la settimana scorsa vincendo 2-1 in casa del Clarenzia a Trento. Ora vuole ripetersi in via Vermigli la formazione biancoscudata che affronta il Gordige che all'andata ha fatto uno scherzetto al Padova infliggendo con un 2-0 la prima sconfitta stagionale. Padova che parte benissimo e qua vicinissimo al gol con questo colpo di testa del capitano Valentina dal Pozzolo che si stampa sul palo. Un minuto dopo ancora Padova con Lisa Dal Bianco che entra in area, prova con il sinistro, para il portiere. Guardate questa azione della giovanissima Margherita Giubilato come si libera di 2 avversari, entra in area, poi il suo sinistro però non è potente, si spegne sul fondo. Ci prova il Gordige con Balasso su punizione, para in 2 tempi Elena Orlando. Si arriva così al 32esimo minuto. Chiara Sarain direttamente su calcio di punizione, trova l'incrocio dei pali e segna il vantaggio per il Padova. Ancora Chiara Sarain con il suo marchio di fabbrica. Il calcio di punizione è veramente perfetto questo tiro. Padova in vantaggio 1-0 contro il Gordige. Padova che vuole chiudere la pratica già nel primo tempo. C'è un'altra occasione ancora con Margherita Giubilato che riceve palla da destra, supera un avversario, il tiro parato dal portiere, poi sul tappino Elisa Dal Bianco non inquadra la porta e il suo tiro termina alto. Si arriva nella ripresa, il Gordige ci prova ancora su punizione, ancora con Balasso, tiro alto. 14esimo minuto, Dal Pozzolo trova Dal Bianco che prova con un pallonetto che però termina alto sopra la traversa. 16esimo minuto, contropiede velocissimo del Padova, Dal Bianco per D'Antonio che arriva dalle retrovie sola davanti il portiere, il suo tiro viene deviato dall'estremo difensore che praticamente mette la palla in rete. Con un po' di fortuna il Padova trova anche il 2-0, Rossella D'Antonio ancora a segno. Qua però c'è la complicità del portiere Manezzo, anche un po' sfortunata perché la sua respinta con il piede fa carambolare il pallone in rete. Il Padova adesso mette la partita in discesa e il Padova adesso prova a cercare anche il tris con la neoentrata Claudia Ferrato, assente per quasi 3 mesi nel girone d'andata dopo un infortunio. Ferrato che però non trova lo specchio della porta. Si arriva nel recupero del secondo tempo, ancora un veloce contropiede per il Padova, la palla arriva a Catuzzo che in qualche modo riesce a concludere, colpisce praticamente l'incrocio dei pali. Padova vicino al 3-0 ma non ce n'è bisogno, finisce 2-0 tra Padova e Gordige, terza vittoria consecutiva per le biancoscudate che salgono così al 6° posto in classifica, allontanano la zona retrocessione, possono tornare a sorridere. Prossimo appuntamento per la terza giornata di ritorno per il Padova sarà domenica prossima in casa del Pordenone.